Ecco qua cari miei, oggi sono in compagnia col buon Aspettando la Christian. season Volevamo andare in escursione, però abbiamo trovato la neve. quasi. Sono 3 gradi e le previsioni dicevano stamattina tempo di scaletto qua in montagna. E vabbè, adesso ci facciamo una colazione in attesa di vedere l'evoluzione del tempo. E se si schiarirà andremo in escursione, se no mi lascia a voi immaginare. Sì. Questo qua è il nostro, Sì. questo qua è il nostro diversivo nell'attesa di vedere l'evoluzione meteo. E intanto ho potuto poi vedere all'interno delle melette che erano qui per strada, quindi ci siamo fermati. Guardate Christian speranzoso, ma ahimè secondo me in vano. Come vedete qui c'è il radar meteo, noi siamo nel puntino della geolocalizzazione ovviamente, guardate le precipitazioni incombenti. E non per dire, ma qui alle Melette siamo a 3 gradi, siamo messi al bivacco, sta pure nevicando. Questa è una cosa mia. Ecco, guardate lassù prima era almeno azzurro, almeno su là, niente da fare. Oh. Oh, Cristian, qualche idea per il proseguimento della mattina? Aperitivo a Gaglio, è l'unica. Io avevo proposto, avevo proposto via dell'acqua giù qui a Gaglio, che prima Sì, non pioveva, figa però per voi. via dell'acqua in Brentana, secondo me dopo tutta la pioggia di Acqua questi dal giorni. cielo. Non so i prossimi clip cosa vedrete, cari miei, ma mi sa Sempre che imbriaco. frizzetto. Una cosa alternativa. È che sono solo le 10, ci stavamo ragionando un attimo e Se l'ora inizia con 2 cifre, si può fare aperitivo. questa qui è la massima che ho imparato stamattina dal buon Christian. E intanto noi adesso andiamo via qui dalle Melette e vedremo appunto giù più in basso cosa si può fare. Ecco Melette, noi ci rivedremo il 7 dicembre sicuramente, vedremo se magari prima ripasseremo. E poi alla fine vedete siamo venuti a finire in centro Asiago, al bar. Vedete che meraviglia, taglierino, patatine, spritz, e ho Christian Cin a questa escursione un po' particolare. Cambio del programma. Questa è la mia prima escursione mancata in questo modo. Prima escursione mancata e prima escursione che va a finire in questo modo, beh, simpatico, comunque è un modo come un altro per ovviare in corsa questo inconveniente. E vi dirò che è un gran bel diversivo. Adesso Christian, dopo la colazione, L'aperitivo. sì, dopo l'aperitivo diciamo pronti per tornare e vabbè, è andata un po'. Prossima volta Andrà ci meglio, basta. giusto? Ormai è il must di ogni escursione insieme. Basta. Ci basta del prossimo. Ci m'ha data a rischio neve, però. Rischio neve adesso. Monte Maio. Monte Ah, Maio, vero, prossima vero. meta Monte Maio. Il nostro asso nella manica adesso che verrà avanti l'inverno. Oggi non pioveva a Monte Maio, avevo detto a Jacopo andare a Monte Maio. Alle 11 siamo venuti intanto dal percorso di Asiago, vi salutiamo e vi rifarò una clip più avanti per vedere il tempo che sarà schiarito nel frattempo. Speriamo.
Poi ci siamo concessi almeno il bis prima di tornare giù. Che l'escursione dura un po' di più. Ci stava, dai. Ecco, vedete, siamo arrivati al parcheggio e ovviamente